Abbiamo, come avete visto, in linea l'assessore, alla quale tra un secondo darò la parola. Volevo solo dirvi due informazioni sul programma della mattinata. Dopo l'intervento dell'assessore darò la parola a Joseph e immediatamente dopo a Patrizia Asproni, Presidente del Museo Marino Marini di Firenze. Subito dopo riavremo i docenti della giornata precedente, cioè Mariangela Frank e Tiziano Vescovi, per una tavola rotonda alla quale sono arrivate già un po' di domande da Facebook e Twitter, per cui se avete ancora qualcosa da chiedere siete ancora in tempo. Immediatamente dopo, circa verso le 11:30, faremo un coffee break e vi chiederò di spostarci alla fine del mezzanino, dove abbiamo allestito una sala museale grazie al supporto di Maria Assunta Fodde, una collega che cura il progetto Artport, e di Giuseppe Pisano, un archeologo, e naturalmente di Rubens Doriano, che è il sovrintendente. È una mostra, la trovate sul retro del programma, il cui titolo è Sardegna, un'isola multiculturale dai Fenici a Roma. Naturalmente la mostra fa parte integrante di ciascuno dei nostri appuntamenti, per cui sarà un tema ricorrente. Accanto al tematismo, poi la mostra ci racconterà qualcosa di specifico sul tematismo e sugli attrattori culturali che abbiamo individuato. Do inizio ai lavori e quindi la parola a Barbara Argiolas. Grazie. Intanto buongiorno a tutti, mi sentite? Sì. Perfetto. Un saluto velocissimo per augurarvi buon lavoro e un ringraziamento anche a Lucio per il lavoro che l'aeroporto di Olbia sta facendo in collaborazione con l'assessorato al turismo. Avete visto, siamo davanti a un grande laboratorio regionale in questi mesi, il piano strategico regionale, l'approfondimento che l'aeroporto di Olbia sta facendo, queste 2 giornate dedicate al turismo culturale che rappresenta ovviamente un asset strategico con un potenziale inespresso enorme. Ne parliamo da sempre, non soltanto archeologico, che rappresenta forse il nostro punto di forza, ma anche tutto il nostro patrimonio culturale, materiale e immateriale. Dal punto di vista economico, tanti soggetti coinvolti, penso ad esempio soltanto alle cooperative che gestiscono tutti i beni culturali, stiamo parlando quasi di 800 persone più tutto l'indotto. Credo che il confronto di queste 2 giornate anche con altri modelli di successo che hanno soprattutto questa più che alternanza, questa complementarietà anche con il turismo balneare possano rappresentare per noi un'occasione importante di confronto, tenendo presente che il nostro obiettivo è sempre quello del turismo di qualità, della sostenibilità intesa come sostenibilità economica, ma anche e soprattutto ambientale e culturale. Quindi credo che il taglio di queste 2 giornate vada in questa direzione. Sono settimane importanti, la partecipazione dei territori è determinante nella definizione di un modello di sviluppo che convinca tutti e su cui tendere. Quindi tanto ringrazio per la partecipazione numerosa, vuol dire che c'è interesse e che c'è voglia soprattutto di confrontarsi, e questo credo che stia alla base di ogni ragionamento che stiamo mettendo in campo. Non mi rimane che augurarvi buon lavoro. Tra un po' inizieranno il secondo giro dei tavoli di restituzione del lavoro dei primi sul piano strategico regionale. Siamo in corsa, però ce lo siamo detti tante volte. Siamo nel momento della consapevolezza, questa ce l'abbiamo, sappiamo dove dobbiamo andare, probabilmente dobbiamo cercare meglio di strutturare questa strada in modo più chiaro, più convincente, in modo più riconoscibile. Questo è un po' il senso anche di queste 2 giornate, per cui vi auguro veramente buon lavoro e ci rivedremo in giro nelle prossime settimane su tutto il territorio regionale. Grazie. Adesso girano. Joseph, a te la parola. Assessore, resti con noi o ci salutiamo? Volo per Roma, quindi vi Benissimo. saluto. Allora, grazie per il tuo contributo. Grazie. E grazie soprattutto per il contributo che hai dato a tutto il programma, che è un programma biennale, ricordiamolo.
Quindi davvero siamo molto felici che tu abbia accolto la nostra progettazione, l'abbia fatta tua, l'abbia inserita all'interno del progetto di sviluppo del piano strategico, tutte le azioni che state facendo. Quindi buon lavoro e grazie ancora. Buon lavoro a voi, grazie. Allora, dicevo fondamentalmente qual è l'obiettivo della giornata? Beh, fondamentalmente noi dobbiamo partire da una premessa, che il prodotto turistico-culturale che abbiamo in Sardegna diciamo in qualche maniera potrebbe non essere adatto ai nuovi trend della domanda, e se noi vogliamo incrementare i flussi turistici verso la Sardegna e fare in modo che la offerta turistico-culturale o culturale della Sardegna non sia soltanto, come dire, un appoggio o un complemento ai turisti che vengono, sino che possiamo come destinazione Sardegna entrare in qualche maniera nell'ambito del mercato turistico-culturale, sicuramente dovremo fare, diciamo, qualche aggiustamento. Pertanto oggi l'idea è quella di vedere e ascoltare delle iniziative di gente e di territori che si sono trovati nella stessa situazione nella quale ci troviamo noi, come loro lo hanno, diciamo, risolto, come per esempio riescono a convivere il turismo balneare con il turismo culturale, ma soprattutto come dovremo noi improntare diciamo, la nostra offerta turistico-culturale. D'accordo? Bene, come elemento di introduzione capire in qualche maniera che cosa sta accadendo specificamente nell'ambito del turismo culturale. Innanzitutto dobbiamo cominciare a ragionare, neanche funziona questo ragazzi, ok, cominciamo a ragionare sulla nostra visione del turismo culturale. Fondamentalmente in Italia viviamo, o diciamo che viviamo, o pensiamo o crediamo che viviamo del turismo culturale perché rappresenta più o meno di 4 milioni di arrivi in località, diciamo, classiche, le cosiddette città d'arte. Partiamo dalla premessa che il modello città d'arte è un'anomalia turistica. Non esiste in un altro, cioè non esiste nel mercato il modello di città d'arte, che è un turismo di massa improntato alla visita di città, con tutto quello che questo diciamo in qualche maniera implica. In realtà i dati dicono che il turismo culturale rappresenta nel caso d'Italia più del 36% delle arrivi come prima motivazione, ma veramente dal punto di vista, diciamo, del business come presenze rappresenta più di 100 milioni di presenze, che più o meno siamo sul 25-27% delle quote totali di arrivi. Ma attenzione, non portiamoci in inganno. Qui ci sono in 3 a fare il business: Roma, Firenze e Venezia. Tutto il resto è in qualche maniera residuale. Pertanto la riflessione da fare è se quello che noi intendiamo generalmente come turismo culturale è esattamente quello che porta o che è la motivazione turistica sul resto di territori che non sono le cosiddette grandi città d'arte. Fondamentalmente questo tipo di turismo ci porta al 60% delle presenze, con una presenza media di 2,6 giorni, che è bassissima, lo quale ci viene in qualche maniera a riferenziare che è un segmento turistico di massa dove, come dicevamo ieri, la motivazione principale non è la cultura, è la somma di elementi attrattivi che abbiamo in queste destinazioni. Partiamo dalla premessa che curiosamente per quanto riguarda i comuni, diciamo, con maggiori presenze è ovviamente Roma, Milano, Venezia, Firenze, ma il quarto è Rimini e il quinto è Cavallino, il sesto è Jesolo, il settimo San Michele a Tagliamento, il settimo Caorle, il decimo e l'ottavo decimo è Torino. Vuol dire che in realtà qui c'è già una distorsione turistica o del nostro sistema turistico, perché è vero che il turismo di città d'arte, ribadisco, turismo di massa, sono le 4 grandi città, ma da adesso in poi abbiamo turismo balneare. Lo quale vuole dire che dobbiamo ragionare fondamentalmente quali sono le motivazioni di viaggi per diciamo, i turisti che abbiamo. Pertanto fondamentalmente diciamo, i siti patrimonio della UNESCO
sono fondamentalmente per l'Italia l'attrattivo importante, siamo un 70%, ma se compariamo quello che succede nel caso della Spagna siamo oltre il 45%, la Francia un po' meno, 43%, cioè vuol dire in realtà per noi è il principale elemento, come dire, di motivazione dei nostri turisti. Ma attenzione, che per i nostri competitor, che sicuramente hanno molto meno arte, cultura, eccetera, eccetera, ci vanno veramente dietro, nel senso che, ve lo traduco, nel caso concreto del turismo che viene in Italia il 70% viene per motivazioni culturali, ma più del 40% del turismo che ricevono in Spagna, in Francia, in Germania, piuttosto che in United Kingdom, va dal 45% al 35%. Vuol dire che non siamo i primi, o meglio detto, non siamo gli unici, non siamo i più fighi. Dobbiamo cominciare a ragionare in logica meno autoreferenziale e molto più in chiave di competizione. E è ovvio, non si può discutere che le attrattive, le bellezze che noi abbiamo non sono quelle che hanno gli spagnoli, i francesi, gli inglesi, i tedeschi, che è tutto ricostruito. Ma fondamentalmente dobbiamo ragionare che anche sul turismo culturale, anche sulla proposta turistico-culturale, noi siamo in un mercato di competizione, dove non è detto che noi siamo sempre i primi, ma soprattutto dobbiamo ragionare su un fatto, questa famosa frase de il turismo è il petrolio dell'Italia. Vero che l'avete sentito un sacco di volte? Può essere, ma per portare a casa il petrolio devi trivelare, devi lavorare, devi trasformarlo in benzina e finisce bravo. Ok, chiediamoci quanto bene triveliamo nel turismo italiano, quanto bene ci lavoriamo, lo quale vuole dire che in realtà, se andiamo a fare questa stessa analisi per quanto riguarda gli arrivi turistici, noi triveliamo veramente poco bene e lo facciamo abbastanza male, lo quale vuole dire che lì abbiamo già un problema di competitività, non tanto di attrattività, perché abbiamo visto prima che la motivazione culturale per noi è fondamentale, è molto importante, ma non siamo, e quello che mi sta dicendo questo è che noi non siamo in grado di gestire, organizzare, creare e promuovere una offerta di turismo culturale. A noi i turisti ci arrivano, non andiamo a cercarli. Questo è diciamo, l'elemento in qualche maniera di base per situarci, perché risulta che c'è un elemento importante che per quanto riguarda ai flussi diciamo, di presenze turistiche, città che non sono comparabili a noi, Amsterdam, Barcellona, Berlino, lasciamo stare Parigi, hanno più presenze, più arrivi di quelle che abbiamo noi. Pertanto vuol dire che il mercato, i competitor stanno premendo. E nel caso concreto italiano i turisti viaggiano per cultura, se veramente la cultura è il driver, qui ci sono un elemento molto importante. Qui abbiamo in qualche maniera il flusso rosso e quello delle motivazioni prettamente culturali. Quello diciamo in blu sono le motivazioni turistiche generali. Noi osserviamo un elemento molto importante. Attenzione, non è la cultura, e non lo dice Giuseppe Arche, lo dice la UNESCO. La cultura non è la motivazione di visita di nostri turisti. La cultura forma parte del cosiddetto turistotto, ovvero, già che vado a Roma, vado a visitarmi qualche museo, il Colosseo. Già che vado a Firenze, ovviamente vado a vedere gli Uffizi. Il concetto fondamentale è che la cultura forma parte della proposta turistica della destinazione. Perché se vi ricordate ieri parlavamo delle tipologie di turismo o di turisti culturali. Vi ricordate, adesso vi faccio l'esame, qual è la percentuale dentro del turista culturale, del cosiddetto turista culturale motivato e interessato? 10%. Qual è la percentuale del turista culturale, come dire, che ci va perché in realtà è venuto per un'altra motivazione? Qual è la percentuale del turista che ci va perché magari piove? 50. Vuol dire che il vero turismo culturale è
appassionato è il 10%, lo quale vuole dire che da un punto di vista di creazione e gestione del prodotto turistico dobbiamo ragionare fondamentalmente su quello che è creare una proposta turistica non con la C maiuscola, sino con la C minuscola, che sia accessibile, comprensibile e che vada a complementare o a rafforzare l'attrattività turistica, nel caso nostro della Sardegna. Dobbiamo cominciare a ragionare come fare, come dobbiamo improntare questa offerta turistico-culturale. Partiamo dalla premessa: com'è o di che cosa è fatta? È fatta fondamentalmente di una proposta di risorse che non sono soltanto dal punto di vista diciamo del patrimonio, sino che oggi è un insieme di risorse storiche, artistiche e architettoniche, dove è un turismo fondamentalmente indifferenziato, dove il cliente, il turista, è un spettatore, non è un attore, non è un protagonista. Questo è il modello del turismo di città d'arte. Nel Colosseo io non posso fare nulla, negli Uffizi non posso toccare. Pertanto il problema che noi abbiamo come Sardegna è che questa modalità turistica non è adeguata per i nostri turisti, perché se noi andiamo a guardare la nostra proposta turistico-culturale dalla prospettiva del turista, la situazione cambia perché quello che oggi il turista vuole è avere emozioni, essere attore, protagonista della sua propria esperienza. È una domanda di esperienze. E perché siamo arrivati a questo? Vediamo quali sono i modelli oggi di gestione turistico-culturale. Nella prima fase stiamo parlando fondamentalmente anni 80-90, il visitatore cliente era fondamentalmente un soggetto considerato come un ospite che andava al museo dove ti ospitava e ti facilitava l'accesso alla informazione. Pertanto la visione della cultura e del turismo culturale è quello di rivolgersi a una tipologia molto concreta di clienti o di turista, quello dell'elite, quello che è capace di capire e interessato alla proposta culturale. Stiamo parlando di quel 10%, ma andiamo avanti, cambia il modello turistico e in qualche maniera cominciamo a ragionare con la logica di non soltanto guardare, sino vengo a educarti. Voglio darti la conoscenza, ma con un'area in qualche maniera, come dire, sono il custode della proposta culturale. Pertanto l'approccio di organizzazione turistica era fondamentalmente quella del visitatore discepolo. Ma oggi stiamo arrivando a una fase dove le nuove tecnologie stanno trattando o facendo immergere il nostro turista visitatore nella esperienza culturale che lì sia vissuto, che lì sia prodotto. Pertanto è molto più necessaria una condivisione di obiettivi fra il mondo del turismo e il mondo della cultura, ma soprattutto dobbiamo ragionare a una logica, che è quello di dobbiamo passare da un concetto, diciamo, educativo formativo di elite a quello della diffusione della conoscenza, all'avvicinamento della proposta o del patrimonio culturale che noi abbiamo all'ambito del turista, lo quale ci porta a questa logica, che stiamo passando dal turismo di destinazione, ovvero vedere, al turismo di prodotto, che è quello di scoprire, per arrivare al turismo di esperienze. Vi faccio la seconda domanda per vedere se siete attenti. Dove è oggi la Sardegna dal punto di vista del turismo culturale? Qualcuno dice che non c'è, sì, c'è. Ma dove siamo? Non siamo così, non buttiamoci troppo per terra. Noi siamo qua e il mercato è là. Pertanto dobbiamo sicuramente fare l'evoluzione veloce sull'ambito di fare scoprire ai turisti il perché devono di scegliere la Sardegna per venire a fare la sua vacanza o essere anzi soprattutto interessati al turismo culturale. Perché? Perché uno degli obiettivi nostri è quello di allungare la stagione, che non destagionalizzare, perché il turismo culturale non può in nessun modo andare a sostituire, perché è un'altra storia, un altro mondo, quello che è il turismo balneare, soprattutto perché il viaggio con motivazione culturale o di short break
funziona prevalentemente in primavera e autunno, però come abbiamo visto è un turismo diciamo breve, la media è 2,1 giorno di permanenza. Pertanto la logica dovrebbe dire che la nostra strategia turistica deve essere quella di posizionare la Sardegna nel mercato turismo culturale, tradotto short break o city break, e questo vuole dire portarli a scoprire che la Sardegna esiste e che abbiamo un prodotto turistico culturale che gli permette un avvicinamento culturale ma anche una diversione culturale. Mi sono spiegato bene? Questo è l'obiettivo che noi dobbiamo raggiungere, che ci stiamo prefissando come piano strategico, lo quale ci porta a ragionare su questa logica. Come costruiamo il prodotto turistico della Sardegna dal punto di vista culturale? Fondamentalmente partiamo dalla premessa che noi non vendiamo soltanto archeologia, dobbiamo vendere tutto quello che è la identità e la caratteristica specifica della Sardegna, perché anche noi siamo, ma saremo soprattutto di più in un mercato di competizione. Pertanto dobbiamo di emergere e mettere in valore la nostra differenziazione. La proposta turistico-culturale della Sardegna va costruita a partire dalle risorse storico-artistiche, ma anche il gusto, la vita quotidiana, quello che è la personalità intrinseca della Sardegna, lo quale ci dovrebbe portare in qualche maniera a strutturare una proposta culturale più di tipo esperienziale e personalizzata di quella che a oggi abbiamo. E dobbiamo farci una domanda, se realmente noi abbiamo questo orientamento alla domanda. E questo è importante perché qui è il punto dove il mondo delle istituzioni culturali, le cooperative che gestiscono le attrattive culturali e con il turismo dobbiamo assolutamente cominciare a lavorare assieme. Perché? Vediamo che cosa il mercato mi dice. Quello che il mercato mi dice, questa è l'analisi di Destination Reputation, fatto a partire di quasi 10.000 contenuti turisti che nell'arco diciamo, del gennaio del 2006 al marzo del 2017 hanno visitato la Sardegna. Qui non è una classifica di qual è il più bello, qual è il più divertente, qual è il più noioso, sino fondamentalmente una classifica a partire dai musei e le altre attrattive che vedremo più come dire, condivise e commentate. Che cosa osservate? Possono spegnere le luci dietro che danno fastidio? Non chiedermelo a me che non so come. Ah, non si legge. Ecco. Bravo Lucio. Va bene, non ti preoccupare. Che cosa osservate? Allora, museo, classifica, sentiment, Destination Reputation Index, il sentiment se è positivo, negativo o neutro, e il volume di, diciamo, di commenti, foto, condivisioni, eccetera. Sono pochi, non è molto rilevante e in qualche caso le maschere è rilevante, nel resto è alto, ma soprattutto il Mandi Nuoro piuttosto che il Museo Archeologico di Olbia, volume medio. È positivo, la gente è contenta, parla bene, ma per esempio se noi abbiamo 173 attrattive turistiche e culturali in Sardegna, me ne parlano di 15-20. Ok? Andiamo a ragionare sui siti archeologici. Qui c'è ancora un elemento più preoccupante. Mentre che prima era un livello medio-alto di UGC, pertanto di visite, qui siamo fondamentalmente a un medio-basso. Ma fondamentalmente quello che vediamo è che si concentra tutto fra i 4-5 all'inizio. L'opinione positiva
ma fondamentalmente quello che mi sta dicendo questo è che abbiamo probabilmente, sicuramente ottime attrattive dal punto di vista archeologico, ma che la gente non va a vedere. E ancora peggio se andiamo a quello che è il patrimonio, nel senso che la Basilica di San Gavino e la Santa Trinità di Saccarcia sono quelli più, diciamo, visitati, ma il volume è basso. Che cosa mi sta dicendo questo? Che se vogliamo veramente portare avanti una crescita dal punto di vista del turismo culturale, dobbiamo cominciare a scegliere e focalizzare, perché il mercato ci sta dicendo che cosa interessa o gli piace di più. Che questo non vuole dire che siano meglio o peggio. Il mercato ci sta dando già in qualche maniera, i turisti ci stanno dando sicuramente delle dritte o delle impostazioni. Sia chiaro, non ne sto dicendo che il mercato abbia ragione. Quello che sto dicendo, questo è il comportamento del mercato. Ok? Se andiamo avanti sulla nostra prospettiva, dobbiamo capire quali sono le tipologie turistiche del futuro. Andremo ogni volta di più su un turismo breve da una parte, ma lungo per la vacanza principale dall'altra, dove quello che privilegerà come prodotto turistico sono tutte quelle diciamo, proposte turistiche attive, ma allo stesso tempo anche slow, che dove si inserisce in qualche maniera la proposta turistico-culturale, ma soprattutto molto legate all'esperienza, ovvero alla personalizzazione, all'esperienza che ogni persona vuole fare sulla proposta turistica, ma anche su quello che sono, diciamo, l'ottenere delle cose. Pertanto andiamo avanti su un punto importante, per non allungarmi troppo, che sarebbe questo. Che cosa noi dobbiamo fare? Perché dobbiamo adeguarci, come dicevo ieri, alle nuove generazioni di turisti, che sono queste che vedete qua. Questi sono i profili del turismo culturale previsti per l'Italia, ovvero, lo hanno detto ieri, i single, l'additto ai social media, la gente iperattiva, da quelle che vogliono fare vedere tutto, ma non hanno tempo di capire niente, soltanto guardare. Abbiamo il soggetto l'urbanita, quello che ha poco tempo e che pertanto vuole vedere tutte le proposte o fare delle attività turistico-culturali, ma in modo intenso. Abbiamo per fortuna i baby boomers, quelli senior giovani che viaggiano, che sono fondamentalmente quelli più attratti o interessati per l'ambito turismo culturale, ma soprattutto anche il viaggiatore solitario che a differenza di single che viaggiano in gruppo di amici normalmente e che hanno interessi culturali, nel caso concreto del viaggiatore solitario è uno che vuole approfondire. Che cosa noi dobbiamo fare per attirare la nuova generazione? Partiamo da un elemento fondamentale. Che cosa vogliono questi turisti? Fondamentalmente passare dal ci sono stato, dal testimoniare, e questo risponde alla logica, al trend, a quello che succede, il famoso selfie, al ho vissuto, ho capito, ho sentito, ho toccato in mano, ho avuto l'esperienza, lo quale ci deve portare sicuramente a una trasformazione delle nostre attrattive turistiche in modo più di edutainment, soprattutto facilitando la interpretazione, come stanno facendo alcuni, per fare capire a chi non è del posto che cosa siamo, come si viveva, il perché. Dobbiamo ragionare su un elemento importante. Un prodotto turistico-culturale si fonda sul perché. Il nostro turista non ha 8 lauree, non ha 6 PhD. È una persona che vuole capire, che è arrivata e che ci dedica il suo tempo, che è un valore prezioso, ma vuole ottenere qualcosa e lo vuole ottenere in modo che per lui sia comprensibile. Pertanto dobbiamo ragionare su questa logica di passare da un turismo culturale con la C maiuscola al touristainment o al culturetainment, ovvero a una cultura di intrattenimento che mi permette l'accesso facile o comprensibile a quello che mi stai in qualche maniera dando, consegnando o mostrando. E questo ci porta anche all'evoluzione del turismo culturale, dove noi in Italia e anche in Sardegna siamo ancorati ancora al modello del turismo culturale passivo, dove sei uno spettatore,
al turismo creativo, dove tu sei l'attore in primis, dove impari, dove in qualche maniera metti o sviluppi in qualche modo la tua propria creatività. E ovviamente come dobbiamo fare? Qual è la strada? Come innovare la nostra competitività turistica con la cultura, nel caso concreto della Sardegna? Direi 10 punti. In primis, passare da una semplice offerta di risorse culturali, l'arte, le miniere, il patrimonio, le tradizioni, eccetera, da mostrare all'esperienza culturale, ovvero a una proposta di esperienze culturali sul territorio. Ma anche fondamentalmente costruire e gestire le nostre, diciamo, proposte di esperienze in modo che noi siamo una isola, abbiamo un disavvantaggio competitivo rispetto a altre destinazioni, pertanto la nostra proposta deve avere un alto valore aggiunto in fare in modo che quando entriamo in competizione con le altre destinazioni nel momento della scelta, uno scelga la Sardegna per quello che gli proponiamo, ma soprattutto per l'esperienza che sicuramente otterrà. Dobbiamo cominciare a ragionare, a mettere a sistema il mondo della cultura e il mondo del turismo. Non possiamo continuare a non dialogare, a non ragionare assieme. L'obiettivo è lo stesso, quello di portarci a casa i turisti. Pertanto dobbiamo farlo seguendo una logica di mercato, ma partendo dalla logica della codificazione per argomenti o temi di, diciamo di mercato. Tentando di concretizzare l'offerta che noi abbiamo, noi non possiamo andare al mercato con 170, 200, 400 sagre, tutto quello che noi abbiamo. Abbiamo visto ieri. Avere tanto oggi è un disavvantaggio. Focalizziamoci. Pertanto dobbiamo di creare il prodotto destinazione Sardegna anche con la cultura con un'ottica a 360 gradi. Perché la cultura contadina, la cultura la tradizione, il territorio sono ugualmente importanti, scusatemi la barbarità, che le pietre dei nostri nuraghi. Siamo arrivati oggi a essere quello che oggi è la Sardegna perché si è partito di là. Ma la proposta turistica della Sardegna deve essere fondamentalmente fatta con la C maiuscola, ma anche con tante C minuscole. E si tratta di individuare elementi esperienziali che ci permettano di valorizzare quello che la Sardegna è, come attraverso proposte turistiche in qualche maniera innovative, perché arriviamo con ritardo nel mercato del turismo culturale e dobbiamo sicuramente accelerare e fare, valorizzando la componente umana e la condivisione, ma basandoci fondamentalmente su contenuti concreti. Noi non dobbiamo comunicare i luoghi, dobbiamo comunicare la proposta, il prodotto culturale che la Sardegna offre, che dovrà essere fatto della somma di diverse proposte turistiche e culturali individuali. Ragionando sulla logica di fornire la ragione per la quale tu, turista, nel tuo weekend, perché quello è un obiettivo che abbiamo, entrare nel mercato del turismo del weekend, soprattutto autunno e primavera, in modo che possiamo essere anche sicuramente una proposta valida e concorrenziale su altre destinazioni italiane. E dobbiamo reinventarci o ragionare sulla motivazione, sul perché i turisti devono venire da noi. Facilitando però la interpretazione ai turisti, come fanno destinazioni concorrenti, come vedremo più tardi, quello che ci racconteranno alcuni relatori, per far capire alla gente quello che sta vedendo, per fare comprendere e in qualche maniera per immergersi nella realtà di quello che è stato, che è e che dovrebbe essere, ma anche lavorare con la logica della gamification, dove sicuramente dopo Patrizia Sproni ci racconterà le sue esperienze, ovvero ragioniamo sul fatto che il nostro cliente oggi, ma soprattutto quello del futuro, ha dei bisogni, dei meccanismi di rapporto con la cultura diversi ai quali noi siamo stati sempre abituati. E fondamentalmente finire con un approccio culturale che ogni volta è più difficile da arrivare sul mercato per ragionare su una logica dell'entertainment o del cosiddetto touristainment. Bene, detto questo, direi che ci sono le basi per capire come abbiamo improntato questo convegno, che non deve essere l'ennesimo convegno
sul turismo culturale, del quale se ne fanno a palate che sono noiosissimi, sino che fondamentalmente quel ragionamento è cominciare a ragionare, a capire come in altre destinazioni, ma come altri stanno organizzando, come vedremo nel caso della Rotta dei Fenici, una proposta turistica in modo turistico, ma con rispetto e senza banalizzazioni e mercantilizzazione della proposta culturale, per arrivare a trovare una buona organizzazione turistico-culturale che ci permetta fare il salto alla Sardegna e entrare nel mercato del turismo culturale come una destinazione culturale a pieno titolo. Grazie. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.